Angela Colmellere, allora si va a Roma? Si va a Roma con grande stupore, con grande contentezza, ma ci siamo pronti a metterci in gioco fin da subito e a lavorare per i nostri veneti, per il nostro territorio e per la nostra Italia. Portando anche l'esperienza da amministratore locale. Sicuramente l'esperienza è il punto da cui partire, perché un amministratore che comunque si trova ad affrontare quotidianamente i problemi della gente magari sa anche di cosa la gente può aver bisogno, e quindi magari questo è sicuramente un ottimo indicatore per capire come organizzarci e come indirizzare anche le future leggi o modificarle proprio per il vantaggio di tutti i nostri cittadini. La situazione che delineano però questo voto, queste elezioni, non è semplice, un paese spaccato, ci sarà un problema di governabilità. Io credo che se ci sono delle situazioni dove comunque bisogna sederci ad un tavolo per dialogare, io credo che il nostro Premier, che è stato bravissimo nel portarci fin dove siamo arrivati, saprà sicuramente considerare tutto e fare tutte le valutazioni del caso affinché si possa dare a questo Paese un governo stabile, insomma, quanto più stabile. Sempre all'interno del centrodestra, però altre geometrie variabili non le prevedete? Salvini ha comunque comunicato anche oggi che sicuramente lui rimarrà con il centrodestra, perché questa era la sua posizione, questa era la sua parola, questo è quello che farà.